Seconda parte del Bosco dei Sogni Max Ungaro, Radio Gamma 5. Siamo con il nuovo ospite entrante, Mirko The Fox Galeazzo. Ciao Mirko. Ciao Max, grazie per l'invito, grazie. Passiamo da un cantante e musicista a un altro praticamente. Sì, dai, infatti ho pubblicato anche un nuovo lavoro e un altro arriverà ai primi di gennaio. So che comunque tu hai anche qualcosa da far ascoltare più tardi, comunque sì. Intanto partiamo col presentarti, perché non tutti forse hanno ascoltato il primo nostro intenso incontro. Tra l'altro eri venuto qui fisicamente in radio quando ancora era un po' più consentito e abbiamo anche cantato e suonato assieme. Ah, che bello. Prima bellissimo. tu sei un super musicista, talmente innamorato della musica che hai persino creato una tua etichetta. Sì, dopo aver passato gli anni '80 con un genere musicale che purtroppo in Italia non era come dire agli esordi, non trovava delle strutture discografiche adeguate, proprio perché in Italia non esistevano in quel momento. Dopo aver battagliato così per tanti anni, ho deciso appunto di creare una piccola label indipendente con la quale ancora oggi mi diverto a produrre, a lanciare artisti, musicisti un po' da tutto il mondo e abbracciando anche vari generi, ecco, insomma, non solo il rock, ma anche il blues, il pop, il progressive, insomma un po' tutti i generi, e quegli artisti, quei gruppi che in qualche maniera mi colpiscono e mi danno anche, come dicevi tu, delle emozioni, ecco, per cui il tutto dettato praticamente dalla passione, ecco, più che dal business, ecco. Senti, una domanda però vorrei fartela a caldo, perché so che ci stavi ascoltando e appunto sei una persona che ama tantissimo la musica, tantissimo spaziare. Hai scovato addirittura gruppi musicali talentuosi in Medio Oriente, per dirne una, quindi Sì. Apertissimo alla musica e alla cultura che c'è dietro la musica universale. Shell. Cosa ne pensi di Shell, nel senso, che emozione eventualmente ti ha dato o se fa parte della tua vita musicale? Beh, è stato molto emozionante, anche perché senti veramente un artista che ha la mente, sempre proiettata verso il futuro. Ecco. Lui guarda sì indietro, però è sempre con un passo in avanti verso un qualcosa di nuovo, seguendo anche un po' le nuove espressioni. Infatti sentivo che lui conosce anche bene alcuni fenomeni della musica di oggi, Achille Lauro, così, e quindi ritengo Shell un gran bel personaggio. Ecco, dopo dal punto di vista musicale considera che tutti i 45 giri degli anni 60, per cui dei Rocks, ritengo, e sono dei miei genitori, come tu giustamente dicevi, no? Hai avuto una famiglia che ti faceva ascoltare la musica, e la stessa cosa è stata anche per me, quindi ho tutti i dischi, e poi mi ha fatto anche un po' emozionare, sì, quando ha parlato anche del Super Cinema. Io ho collaborato a fare l'ultima serata musicale al Super Cinema. Sì, con festival sempre legato al Bacchiglione Beat con Franco Maria Serena, festival molto bello dove c'erano i Delfini, c'era Giampieretti, tutti i gruppi un po' della scena beat dell'area del Padovano. È stato un grandissimo successo di pubblico, bellissimo. C'è anche una videocassetta, probabilmente forse riesco a uscire a far pubblicare anche una registrazione digitale prossimamente, ecco, insomma, per cui ecco, mi riallaccio anche a quell'evento lì. Avete onorato una struttura che appunto non è solo un cinema, ma è un qualcosa che è entrato a far parte dell'immaginario collettivo di chi è
padovano, nel senso di chi ha vissuto sì. Padova, e con questa ultima vostra serata devo dire che avete dato onore a un qualcosa che ci è rimasto, che non c'è più, ma ci è rimasto nel cuore, quindi sono meravigliato anch'io di Assolutamente. sentirtelo raccontare perché non lo sapevo, e se recuperi la cassetta, la videocassetta, mi raccomando, avvisaci. Sì, certo, certamente, certamente. Allora, so che parlando di artisti che guardano al futuro con le radici affondate nella realtà, che Mm. da poco è uscito, oltre a un progetto musicale di cui parleremo fra pochissimo, ma anche un progetto sempre digitale, ma stiamo parlando di un libro. Che cosa ti sei inventato, Mirko? Per dire il vero, fantasticavo un attimo di questa situazione così quasi cinematografica, no? Nel senso che stavo pensando che effettivamente la realtà di oggi supera di tanto quei film di fantascienza che ci avevano, diciamo così, no, preannunciato catastrofi, e quindi in quel momento ho cominciato un po' a pensare anche a quello che è no, lasciare una traccia, lanciare un messaggio, cercare di trovare, diciamo, una scappatoia, no, a questa situazione così problematica che stiamo vivendo. E quindi mi è venuto in mente di coinvolgere delle persone, degli artisti, dei scrittori, dei pensatori, e coinvolgerli nel lanciare dei messaggi positivi, di speranza, di rivalsa, di orgoglio, no, umano, però facendoli scrivere a mano su un foglio bianco, e quindi pubblicare queste immagini più che il testo, okay? Più che il messaggio, pubblicare l'immagine scritta a mano. Questo mi dava quel senso appunto di poter scorgere in questa grafia la personalità anche di questo artista, magari anche il senso di fragilità di quel momento. Ecco, e così insomma sono riuscito a contattare un po' di amici, e siamo usciti proprio il 9 di questo mese, nella giornata, insomma, che si celebra la caduta del muro di Berlino, per cui anche lì abbiamo scelto una data che potesse essere, diciamo, bene augurante, ecco. E è un qualcosa di nuovo, diciamo di innovativo, il fatto che hai messo insieme più teste, più voci, più parti del mondo, perché appunto non stiamo parlando di artisti solo italiani, giusto? Sì, certo, ci sono anche dei grandi personaggi che siamo riusciti a coinvolgere. Ecco, se vuoi ti do qualche nome, ecco. Sì. Per dirti, parlavi di Woodstock prima con Shell, e noi abbiamo coinvolto Leo Lyons, che è il bassista fondatore dei 10 Years After, grande personaggio, se immagina la discografia, la storia, insomma, di questo personaggio. Poi, per dirti un altro grande personaggio che io ho amato tantissimo negli anni '80, no? Quando appunto ascoltavo quell'hard rock, quel rock bello grintoso, ma al tempo stesso anche molto melodico, ecco. Per cui ti cito Aldo Nova, che è un personaggio che ha vinto i Grammy Awards americani, qui stiamo parlando degli Oscar della musica, ed ha anche dischi d'oro e dischi di platino. Ecco, è produttore di Bon Jovi, di Céline Dion, di Michael Bolton, insomma di un sacco di altri grandi artisti. Poi mi sono ricordato che avevo un bellissimo disco di una band inglese, uscito verso la metà degli anni '70, si chiamavano Metro, bellissimo, e sono andato in cerca del cantante, no? E così ho trovato il cantante su Facebook, abbiamo cominciato un po' a scriverci, a raccontarci
le nostre cose, e così ho coinvolto anche Peter Godwin, che è il cantante dei Metro, che devi pensare che appunto David Bowie fece una cover del loro brano più famoso, Criminal World, e per cui ecco, insomma, è considerato lui stesso uno degli artisti che ha dato il via un po' a quella new wave inglese, alla new wave inglese. Allora, siccome vedo già messaggi che mi stanno arrivando, per condensare, è stato creato, nel senso, c'è la regia dietro di Mirko, nel senso di chiedere, di contattare ad artisti appunto non solo italiani ma anche mondiale, un'opinione, un pensiero, anche un consiglio da dare artisticamente parlando a chi, come tutti noi, sta attraversando un momento così particolare, una propria appunto considerazione. Quindi nel libro si vede la foto della persona, si vede il testo scritto su qualsiasi foglio abbia voluto scriverlo, quindi è scannerizzto, e poi c'è la scritta poi leggibilissima. A spanne di tutte queste forme d'arte che hai messo in comunicazione, e sono tantissime teste, qual è il messaggio che spicca, la sensazione che ti ha dato nel suo insieme il libro, di cui adesso diciamo anche il titolo e dove trovarlo, perché è free reading, è no profit? Sì. Il titolo è Fuck Coronavirus, ecco. Però logicamente abbiamo cercato di stare attenti anche alla censura, no? Per cui il fuck viene diciamo storpiato con fuck, praticamente al posto della U e della C vengono messe due A. Okay. Per cui fuck coronavirus. Ecco, si trova su 3 piattaforme digitali che sono Yumpu, Issuu e Calameo. Queste sono le 3 piattaforme di distribuzione, oppure lo si trova anche, ecco, su Facebook trovi la pagina e quindi da lì magari si riesce a veicolare le persone verso questa distribuzione digitale. Ecco, e naturalmente, come dicevi tu, è un progetto completamente no profit. Ecco. Poi per quanto riguarda diciamo, il discorso del messaggio, è chiaro che si esalta prevalentemente la speranza, no? La speranza e la rinascita, quindi quei valori che effettivamente oggi si necessita. Poi è stato anche appunto un progetto solidale, no? Perché queste persone hanno cercato appunto di creare questa solidarietà umana, artistica, per esaltare un po' il nostro orgoglio, ecco, come ti dicevo prima, l'orgoglio umano che viene fuori proprio quando succedono eventi che toccano tutti, ecco. Quindi lanciamo questo messaggio di speranza, ecco. Quanti artisti comprende allora questo libro, questo nuovissimo libro appena messo in edizione digitale? Allora guarda, l'idea mia sarebbe quella di fare anche, per dirti già, ti anticipo già una seconda versione, perché ne abbiamo avuto talmente tante adesioni che poi però per essere un po' più, come dire, veloci nel pubblicarlo questo libro digitale, abbiamo fatto una scelta. Quindi in questo primo volume sono attorno a una trentina di personaggi. Però non è appunto cosa da poco e ha un valore simbolico notevole, perché appunto sarà un termine un po' tanto usato, ma sempre di resilienza stiamo parlando, sempre di persone sì. Che, e soprattutto il mondo artistico è uno dei mondi che è stato toccato, è stato bloccato prima di tutti quasi, quindi di persone che hanno la voglia e la sostanza e la forza di reagire, di rimettersi in ballo anche attraverso un formato digitale di un libro, ma
con la presenza di dire comunque io ci sono, comunque io ci sono. Siamo vicinissimi alla pubblicità, quindi pubblicità, spazio musicale e a tra pochissimo. Riapriamo i microfoni del Bosco dei Sogni. Siamo con Mirko De Fox. Galeazzo, stavamo parlando del suo nuovissimo progetto corale fatto da più persone, da più artisti a livello mondiale, questo bellissimo libro che si intitola, ha un nome particolare, FAC con 2A e la K finale, Coronavirus, in cui raccoglie pensieri, sensazioni, insomma, voglia anche di rinascita e resilienza di questi artisti, circa una trentina, che il nostro Mirko ha contattato e incanalato in questo libro che mi state chiedendo dove si scarica. Più che scaricarlo si può leggerlo. Sì, in pratica abbiamo distribuito in questa piattaforma dove hai un player e puoi proprio sfogliarlo, dà un po' il senso dello sfogliamento del libro, quindi
se qualcuno va sulla pagina Facebook, facilmente poi da lì può andare in queste 3 piattaforme che sono Yumpu, Issuu e Calameo. Ecco, e lì nella forma gratuita può andare a sfogliarselo, a leggerlo. E passiamo da un progetto a un altro. Questo brano dal titolo Over che ho appena passato, anche questo fa parte di un tuo progetto, questa volta vero e proprio musicale. Sì, PC Newton, questo è un progetto, un duo che è nato nel 2017, quando ho incontrato in una mostra d'arte a Venezia Paul Electronic, che è un artista a tutto campo, è un polistrumentista ed è un produttore anche di musica elettronica. E così è nata l'idea di musicare un mio racconto, un racconto che spero di riuscire anche questo magari a pubblicarlo, forse anche in digitale prima. Un racconto di fantascienza. Parlavo prima della fantascienza, della realtà che supera la fantasia, e appunto questa musica così elettronica, pop, magari anche con queste atmosfere un po' cinematografiche, così diciamo veicola anche questi testi che fanno parte di questo concept, che è un concept appunto ispirato a questo mio romanzo, che vede questo personaggio Cosmo Saint. Questo nuovo EP ha delle sonorità un attimino più rock dei 5 prodotti precedenti, mentre quello che uscirà a gennaio, l'8 di gennaio, che non è una data anche questa casuale, che è la data diciamo di nascita di David Bowie, uscirà quest'altro EP, sempre con 3 brani, che avrà questa spinta, qui sonorità molto moderne, molto elettroniche, a tratti dance, e conterrà anche, questo lo dico anche un po' più anticipando le promozioni, uscirà anche una cover di Heroes di David Bowie. Sì. Allora, passo anche il secondo brano, ok? Sì, che questo è uscito prima di questo EP qua. Esatto, e che ha tantissimo come titolo, anche se questo è scritto giusto, a che vedere con questa bellissima opera digitale che tu e tutti gli artisti che hanno partecipato avete appena contribuito a pubblicare. Lo dici tu il titolo? Sì, allora, non poteva essere altro che Fuck the Virus. A tra poco. Yeah, you are right.
sonorità anni 80 ma attualizzate, la freschezza della musica attuale. Che bel processo di trasformazione, di saper riequilibrare le cose. Sì, c'è anche uno studio sulle sonorità, sui suoni, soprattutto quelli elettronici, proprio perché io vengo dagli anni 80 e si sente molto nei cantati, appunto venendo dagli anni 80. Porto avanti lo stesso la mia esperienza, no? Però al contempo sono uno che guarda avanti, ecco, cerco di proporre ogni volta un qualcosa che sia attuale, voglio dire, e magari anche addirittura che possa avere un passo in più, ecco, per cui è un po' la mia indole, ecco, quella. Perché per dirti, negli anni 80, quando siamo usciti, nell'87 con l'X-Hero, già in quel periodo noi avevamo fatto un salto verso sonorità più melodiche di quel momento. In quel momento la scena proponeva un rock molto più aggressivo e noi, invece di seguire il trend, la moda, abbiamo fatto una virata verso un qualcosa di più melodico e un attimino anche più tecnico, e questo ci ha fatto contraddistinguere dagli altri gruppi, dalle altre produzioni. Questo ci è stato riconosciuto, insomma, in tanti libri enciclopedici, ecco. L'874, sonorità particolari, va riascoltato sicuramente. Dove si trova? Ovviamente su tutte le piattaforme digitali, per cui su YouTube, ovviamente, su Spotify, su iTunes, su Amazon, ovunque, insomma, su Google Music, Apple Music. Ok, siamo in chiusura, Mirko. Prima di dare i tuoi contatti, quindi anche di chi eventualmente vorrebbe sentire e contattarti per il discorso etichetta, una tua sensazione, un tuo suggerimento sul periodo che stiamo passando, cosa ti sentiresti un pochino anche tu di dirci? È un momento molto particolare che è difficile dare anche dei consigli, però ecco, quello che eventualmente si può dire è quello di tener duro, perché è l'unica cosa. In questo momento siamo un po' in balia di notizie più o meno attendibili, non si sa bene come comportarsi, però questa è la realtà e ognuno deve pensare a fare del proprio meglio per far sì che, insomma, si esca da questa situazione il prima possibile. Ti leggo anche questo, il 297, vado matto anch'io degli anni 80, complimenti del sound, voce e tutto l'insieme che creava l'atmosfera, che era proprio in questo periodo che si cominciava ad andare in discoteca. Caro Mirko, The Fox Record, possono cercarti anche così, The Fox Record? Assolutamente sì, The Fox Record, mi trovano, se vanno su Google trovano il disastro di informazioni. Ok. Quindi, benissimo Mirko, io ti abbraccio virtualmente e poi quando si anch'io. potrà lo farò volentieri di persona. Ricordiamoci il libro digitale FAAC con la K finale 2A, The Virus. Potreste trovare anche una sorpresa oltre agli artistoni che sono stati già nominati dentro a quel libro. Forse qualcuno di vostra conoscenza è compreso con mio grande onore. Certo. Caro Mirko, veramente grazie di cuore, sai? Grazie a te Max, un salutone a tutti i tuoi ascoltatori e dai, chissà che non riusciamo a rivederci anche lì in radio e fare un'altra bella jam. Un'altra bella jam session. Saluto i nostri gentilissimi ascoltatori del Bosco dei Sogni, l'appuntamento è per martedì prossimo, stessa ora, stessa radio, Max Ungaro, buona serata e un abbraccio anche a voi.